Cari amici ascoltatori, bisognerebbe dire cari amiche ascoltatrici, Sì. deve essere, Amiche, amici, amiche, amiche. amiche, amici, noi siamo qui anche oggi con voi per raccontare in poesia, perché sentire Armando Zanotto è come sentire le poesie della cucina, Grazie, a raccontare un'altra straordinaria ricetta. E sempre nel tema i fiori che si mangiano, vellutata di zucca e radicchio rosso di Treviso. Ecco, Armando, a te per questa straordinaria ricetta. Grazie, eccomi qua, miei cari ascoltatori e ascoltatrici, per questa ricetta che adesso zucca, quindi siamo anche in tema di zucca, cerco sempre di darvi le ricette con prodotti di stagione. Mai e poi mai vi farò una ricetta magari cui pisei freschi che i congeai, mai e poi mai vi faccio una ricetta con i funghi che adesso non uso più. Ecco, cercherò sempre, ecco, la mia forza di dirvi sempre di creare le ricette, di mangiare queste ricette sempre con i prodotti di stagione, che ne sono così tanti. Sarebbe da parlare non so quanto, le verze fra poco, che sono meravigliose, e sta zucca che si può fare in tante maniere. E quindi questa ricetta che vi do, che è una vellutata di zucca, per 4 persone ci vuole 400 grammi di zucca, pulita dalla sua buccia, tagliata a piccoli fettini. Ci vuole un 3 cespi di radicchio spuntato dalla radice e tagliato tutto a piccoli pezzi, lavato e asciugato. E poi ci vuole diciamo 2 bicchieri di latte e del brodo vegetale, un po' di pepe, noce moscata e 50 grammi di burro. Vedete che pochi ingredienti sono, e questo è il bello delle ricette, facili, che possono essere applicate. Armando, la zucca, l'interno della zucca, ma noi poi il resto lo buttiamo via, non vogliamo neanche vedere Holloway, non la usiamo per quello, usiamo veramente la polpa, il cuore della zucca per fare dei piatti. Ma una volta vi darò una ricetta, ecco, vedi, mi dilago un po', una ricetta proprio che viene cotta la zucca intera in forno, e dopo quando viene fuori dal forno, col cucciaro o col mesco, si stacca tutta la parte della zucca e si asserve col prodotto che mettiamo dentro, che vi dirò sta bella ricetta. La prossima volta. Adesso vi darò questa vellutata che quindi... Vellutata, perché l'hai chiamata vellutata? Vellutata perché poi una volta cotta diventa come una crema, è come un passato, hai capito? Quindi cosa fate? Fate soffriggere leggermente quel po' di cipolla, mettete la zucca tagliata a pezzi, la bagnate con il latte e con una parte di brodo, calcolate mezzo litro di brodo vegetale, unite un po' di noce moscata e fate bollire fino a quando che la zucca è cotta. Quando la zucca è cotta, nel frattempo che viene la cottura a cottura questa zucca, voi prendete il radicchio con un po' di olio e lo fate cuocere in una padella con un po' di sale e pepe. Nel frattempo avete la zucca pronta, la frullate tutta col mixer, la insaporite di sale e pepe, unite il burro e il radicchio, mescolate il tutto e la servite su belle zuppiere affiancata con dei crostini di pane. Anche questa ricetta è di facile esecuzione. Naturalmente i crostini di pane ve li dovete fare voi sì, in casa, si cane. Non comprare quelli per carità, che sanno di tutto mie care signore, no. Anche un tocco pan che resta di Dio, taglio a fette, oppure a tutti i cubettini piccoli, a quadrettini piccoli, e lo tostate in forno con un po' di olio. È una meraviglia, anche quando che è pan vecchio, bruno, che non ne butte via e signore pan vecchio. Taglio tutti a quadrettini piccoli, anche irregolari, lo tostai in forno con fiade olio e sale, no? Con le croccante lo mettete su una salvietta per togliere l'unto e mettete in toia. Roba meravigliosa, le come sarete in mangia una volta e te bere un bel bicchiere di vino. Non si butta mai niente. Ecco il segreto della cucina, mai buttare via niente, neanche la foglia del sedano. Ma difatti noi parleremo anche di questo, come utilizzare i resti del cibo, ma ne parleremo più avanti, perché anche questa ricetta
di oggi è una ricetta che fa venire l'acquolina in bocca. Sì, poi il periodo è ideale per questa ricetta così di zucca, con tempo freddo così, è molto e molto naturalmente propensa. sempre con il fiore Sì, in cucina, in cucina, che è il radicchio rosso di Treviso. Treviso. Ma questo radicchio rosso di Treviso, Armando ha fatto successo negli ultimi 10-15 anni, Sì. però... È in tutto il mondo ormai. Io ho fatto a proposito un libro di 617 ricette e l'ho cominciato a scrivere negli anni 60, quando sono venuto a casa dalle Olimpiadi, e ho completato questo radicchio e questo volume, che è stato impegnativo perché era il primo volume che io scrivevo, avevo 22 anni, pensate che giovane ero, e l'ho portato a termine, perché non avevo tempo di continuare, l'ho portato a termine nel 70, poi è venuto fuori e ha fatto anche abbastanza successo. Ma un giorno parleremo un po' di più dei tuoi Va libri, bene. di quello che hai scritto, delle poesie in cucina, perché Grazie. sono veramente le tue ricette sono delle poesie in cucina. E noi finiamo qui anche oggi, vi diamo appuntamento per domani e vi ricordiamo che più avanti faremo qualcosa in più con Armando. Io e Armando faremo qualcosa in più in cucina, vi intratteniamo di più, vi facciamo godere anche il bollire delle pentole, vero Armando? Certo. Bene, Vi Armando, facciamo venire le bollicine anche come il prosecco, quando lo vedete. ti ringrazio anche per questa grande ricetta e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per domani. Ciao, arrivederci. Ciao a tutti, e buon appetito. Buon appetito.